Che cos'è il foot golf? Allora, il foot golf è uno degli sport più divertenti degli ultimi tempi. È un misto tra calcio e golf, si gioca utilizzando i piedi e un pallone. I piedi al posto dei ferri e il pallone al posto della pallina da golf. È uno sport che non ha grandi barriere, chiunque può giocarlo, non ci sono limiti d'età, sia donne che uomini, e seguiamo sostanzialmente le regole del golf e vince chi effettua un percorso nel minor numero di colpi. Quando è arrivato in Italia? È arrivato in Italia circa 6-7 anni fa, trae origini dall'Olanda, dove una quindicina di anni fa alcuni calciatori si sono inventati questo sport, probabilmente allenandosi durante i loro campionati. E ha preso piede, ormai si gioca in quasi tutto il mondo, in alcuni paesi come Argentina c'è anche una lega professionistica, e noi in Italia stiamo crescendo. La Federazione Foot Golf quanti tesserati ha? Quest'anno siamo a 750, siamo in crescita, stiamo strutturandoci per diffondere lo sport attraverso i media, attraverso eventi ad hoc, e siamo abbastanza fiduciosi anche di ottenere il riconoscimento delle autorità sportive italiane che ci stanno seguendo. Chiunque può accostarsi a questo sport, anche perché non servono neanche particolari abilità calcistiche. No, non serve, ci vuole un po' di intelligenza e un po' di coraggio, capire le pendenze, perché poi nei golf ci sono gli ostacoli, c'è l'acqua, ci sono tante cose, però ecco, diciamo, chiunque può, anche un pessimo calciatore potrebbe farcela. C'è un campionato che viene organizzato dalla Lega, le 5-6 gare più importanti che danno dei punti in una classifica nazionale, e poi le circa 35 ASD, che sono associazioni sportive dilettantistiche associate, organizzano a loro volta delle gare che servono per far crescere lo sport e per autofinanziare il movimento. A Rapallo come vi state trovando? Benissimo, la palla è uno dei golf più belli d'Italia, siamo veramente contenti e orgogliosi di essere qui.